essere più vicini ai cittadini e quindi più presenza nel territorio, favorire anche la crescita di nuovi gruppi e risolvere quelle che sono le problematiche che in questo momento magari molto spesso i cittadini hanno e che però non sanno a chi rivolgersi. Antonio Codemo, giovane attivista di Alano di Piave nel Bellunese, è uno dei 6 nuovi facilitatori regionali eletti nelle scorse ore dal Movimento 5 Stelle. Rappresentate quasi tutte le province, Codemo e la moglianese Cristina Manes si occuperanno di relazioni interne, Ulderica Mannella, padovana di Selvazzano, e Simone Contro, vicentino di Sandrigo, di relazioni esterne. Formazione e coinvolgimento sono stati invece assegnati a 2 parlamentari, la senatrice Orietta Vanin di Mirano nel Veneziano e la deputata Barbara Guidolin di Bassano del Grappa. Il movimento nasce nel territorio e su questo noi vogliamo insomma rafforzare la nostra presenza e farci vedere sempre di più vicini ai cittadini. La bufera che ha investito il vertice del movimento con le dimissioni da capo politico di Luigi Di Maio non cambia dunque i piani dei 5 Stelle. Assolutamente resta tutto come prima e poi insomma io adesso mi devo occupare di risolvere queste questioni, mi impegnerò per garantire insomma più presenza, di risolvere le problematiche dei cittadini e anche di favorire la nascita di nuovi gruppi. Adesso questo è il mio compito e io mi impegno a fare questo.